e i primi 200 se ne vanno in 14,5 con Viperina Spin che riesce a farsi spazio in seconda posizione davanti a Rasia Almar. Completamento del quarto iniziale con Vita Brid leader su Viperina Spin 29,5 in 400. In terza posizione rimane Rasia Almar davanti a Sissi Matley, mentre per corsie esterne non tarda a progredire Vitamar. Vitamar avanza dopo i primi 500 metri di gara e al paletto dei 600 copre Viperina Spin in seconda posizione, 45,2 intanto il passaggio al 600 iniziali, con Vita Brid che continua a condurre, è la netta favorita, e si trascina Viperina Spin, mentre ora avanza anche Vision dei Veltri che cerca di prendere la numero scia 7 di Vitamar, Vesnadaghi squalifica per Vesnadaghi. squalificato. Rasi Almar più indietro precede Sissi Matley e siamo ormai all'altezza del chilometro con Vita Brid che continua a guidare su Vitamar all'esterno, Viperina alla corda e Vision dei Veltri in scia a Vitamar. 1,14,9 per il chilometro iniziale. Vita Brid sempre leader al paletto dei 400 conclusivi, il parziale in 14,6. Allunga ora Vita Brid, si trascina sempre Viperina Spin, mentre Vitamar rimane a contatto con la terza ruota di Vision dei Veltri che scatta a 300 dalla conclusione. Vita Brid allunga, Viperina Spin in seconda posizione su Vision dei Veltri, poi lungo la corda c'è anche Sissi Matley a retta d'arrivo con Vita Brid che allunga, Viperina Spin in seconda posizione avanti a Vision dei Veltri, finale con Vita Brid che vince facile per il secondo, sono in linea Viperina Spin e Vision dei Veltri, 29,2 a chiudere 1,13,9 il ragguaglio conclusivo. E per il secondo posto c'è probabilmente una foto molto stretta, arriva forte sicuramente Vision dei Veltri che guadagna terreno a Viperina Spin. E andiamo a rivedere l'arrivo. Vita Brid vince largamente con una bella chiusa in 29,2, mentre l'impressione è che sul palo forse Vision dei Veltri riesca a pizzicare Viperina Spin, ma è un arrivo davvero strettissimo. Ecco, lo vediamo ora. Forse Vision dei Veltri riesce a pizzicare Viperina Spin per il secondo posto. Il successo comunque per Vita Brid e Marco Stefani, la quota di 1,41 per l'allieva di Pietro De Muro, assegno in percorso di testa.